Sono analisi che ci confortano, nel senso che non ci sono problemi per la salute dei cittadini. Tira un sospiro di sollievo Conegliano il giorno dopo l'incendio che ha devastato lo store cinese a Umai. In fumo articoli di abbigliamento, casalinghi ed elettrodomestici, tutti materiali altamente infiammabili che potevano potenzialmente sprigionare fumi tossici. Nessun pericolo per le zone limitrofe secondo i rilievi ARPAV, nonostante la densa colonna di fumo. Danno ambientale scongiurato anche grazie all'intervento massiccio dei vigili del fuoco arrivati da Conegliano, Vittorio Veneto, Pordenone e Treviso. Erano tanti, ma veramente oltre 50 dispiegati in 35 massimo nello stesso momento. È stato bello vederli perché ci rendiamo anche conto di qual è la forza del nostro territorio e i valori di questi uomini. Operazioni di spegnimento che sono proseguite fino alla notte con una squadra dei vigili del fuoco rimasta a sorvegliare la zona per evitare che curiosi o sciacalli si introducessero nello stabile. Con loro anche protezione civile, carabinieri e polizia locale per aiutare nella messa in sicurezza delle zone adiacenti l'attività. Via Manin chiusa fino a completo spegnimento dei focolai. Un boato e poi le fiamme, così raccontano i testimoni titolari delle attività nelle immediate vicinanze del magazzino. Sono entrati dei clienti che erano stati andati nel negozio ormai mentre aspettavano che io aprissi. Sono entrati e mi dicevano che erano scoppiate delle fiamme all'interno del negozio. Fiamme e anche botti contemporaneamente. Ovviamente all'interno ci sono bombole, lacche, vernici eccetera, quindi ci aspettavamo questo. Ha cominciato a girare le immagini sui social ancora prima di accorgersi, poi appena mi hanno chiamato siamo venuti a vedere quanto poteva contaminare la periferia del locale. Mi pare che la prima chiamata alla centrale sia arrivata alle 4. Città bloccata, traffico deviato sulle strade alternative, provocando disagi alla circolazione, lunghe code su tutta la circonvallazione fino alla riapertura tarda sera della trafficata Pontebana. Il lavoro di tutti ha fatto in modo che questo evento tragico per la città fosse comunque un evento contenuto.